Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno, buon pomeriggio da Radio Libertà e dallo Spazio Più in collaborazione col SINAPE, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Sono Mimmo Magnetta e sono in attesa di mettermi in contatto, grazie alla mitica regista Sveva, che se non ci fosse lei qua sarebbe un macello, con l'altro co-conduttore Antonio Fellone. Fra un po' sarà con noi. Ci sono, Ci sei Mimmo, già. ci sono. E allora Ci sono. dimmelo, così non mi fai fare. Buongiorno, Prego. buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, chat e Mimmo, grazie a Sveva che sia riusciti in extremis a mettere a posto il collegamento, perché purtroppo per varie ragioni oggi non sono potuto essere lì a Milano. E quindi la facciamo. Oggi sarà sicuramente una trasmissione molto interessante, perché tratteremo comunque dei temi che spesso noi andiamo di fretta, corriamo, sempre sai, si lavora, si corre, si va, però ogni tanto secondo me bisognerebbe fermarsi e fare delle riflessioni, perché comunque poi, perché noi diamo per scontato che spesso certe situazioni non possono capitare a noi, invece purtroppo ai noi credo Capitano. che capitano e magari hanno toccato già in passato a chi magari ci ascolta o a noi, a te, a tutti, Mimo. Quindi e poi è una bella cosa che vede protagonista e coinvolta la polizia penitenziaria. Considerate che noi parliamo sempre, facciamo questa trasmissione da anni per la polizia penitenziaria, per il mondo carcere, ma per la polizia penitenziaria, quindi oggi sarà una trasmissione secondo me molto molto interessante. Sì, perché parleremo di quello che la polizia penitenziaria fa, oltre quello che è il suo dovere istituzionale, perché la polizia penitenziaria è composta da donne e uomini e che hanno un cuore. Prosegui Antonio, vai, raccontaci. Assolutamente sì, ma noi abbiamo già gli ospiti collegati? Cioè, no, stiamo cercando di Ok, raggiungerli. niente, oggi parleremo di una situazione di cose non tanto, voglio dire, belle, che ripeto, lo dicevamo prima, purtroppo vede coinvolte tante persone, certamente purtroppo a noi è capitato anche in prima persona, no, di subire certe situazioni. Oggi parleremo di un convegno che si terrà a Ghedi, organizzato dal personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari di Brescia. Perciò Ghedi, parliamo per chi sia non lo... di Canton Mombello che di Verziano, entrambi, No, vero? ormai non esiste più Canton Mombello e Verziano. Esistono gli istituti penitenziari Ah, di Brescia, quindi questi colleghi, tra cui uno che sentiremo tra poco in diretta, veramente hanno organizzato un qualcosa di veramente emozionante e importante. Questo convegno dedicato a un nostro collega che proprio l'altro giorno, sono 5 anni che ci ha lasciato purtroppo con il tumore, e quindi lui ha voluto portare all'attenzione proprio questa malattia bastarda, perché chiamiamolo così, che è una malattia bastarda, in collaborazione con l'ha organizzata la Polizia Penitenziaria in collaborazione con l'associazione Nadia Toffa, perché per chi non lo sapesse Nadia era bresciana, poi la mamma di Nadia, Margherita, è molto attiva affinché rimanga il ricordo di Nadia nel cuore di tutti noi. Quindi ecco, è da elogiare la Polizia Penitenziaria di Brescia che ha organizzato questo convegno che credo che sia estremamente importante, perché ripeto, Antonio, spesso sì. perdona l'interruzione, ma mi hai mandato un numero di telefono sbagliato rispetto a Maldarizzi. Ce lo dà come inesistente, perciò o mi correggi il numero, mi dai quello buono, se no Pasquale non riusciamo a... E manco Te lo rimando subito, guarda. eppure Te lo l'altro, sono rimando entrambi subito. sbagliati, sia uno No, che... è impossibile. Allora tu hai problemi al telefono, Mimmo. No, Voglio dire, perché entrambi te li ho mandati. Comunque è il bello della sì. diretta.
ti sto rimandando il tutto, sia quello di Pasquale che di Se lo mandali Margherita. direttamente a Sveva, la regia. No, No? il problema è uno che non ho qui con me il numero della regia, Va quindi bene, ok, dai. Penso che gli ti ascoltatori... dicevo che è un qualcosa di bello, perché comunque vede protagonisti i poliziotti in servizio presso la casa circondariale di Brescia, perché comunque presso gli studi penitenziari di Brescia, perché è un argomento che a noi ha toccato tantissimo, perché ha visto la scomparsa di un nostro carissimo collega Mimmo Lamanna, Domenico Lamanna, con questa malattia, ma sappiamo bene che purtroppo ai noi, no, è solo Mimmo che ha perso la vita per colpa di questa malattia bastarda, ma hanno perso la vita tantissime, perdono ancora tuttora la vita tantissime persone, tra cui anche di giovane età, io nel mio piccolo qualcosa so. Quindi bisogna parlarne, bisogna attenzionarle queste situazioni, bisogna dare forza a chi sta studiando e cercando di trovare dei rimedi. Ripeto, abbiamo voluto parlare di questa cosa semplicemente perché vede coinvolta la polizia penitenziaria, vede coinvolti i miei colleghi che comunque hanno voluto organizzare questa iniziativa, vede coinvolta comunque la mamma di Nadia Toffa, l'associazione Nadia Toffa, per portare alla ribalta quella che è questa situazione, ripeto, perché spesso noi andiamo sempre di fretta, di corsa, lavoro, pensiamo a tutt'altro, ma ogni tanto ognuno di noi si dovrebbe fermare e cercare di capire, apprendere quello che comunque accade all'esterno e ripeto, bisogna parlarne e bisogna soprattutto dare forza a chi nel quotidiano si impegna con studio, ricerche e altro affinché questa malattia bastarda, ripeto, una malattia bastarda, venga sconfitta, perché purtroppo ai noi fa danni immensi, Mimmo. Questi numeri che tu hai mandato, però ce li dai inesistenti o indisponibili. C'è Sveva appunto che con Giuseppe stanno cercando di risolvere, sono in via di risoluzione, aspetta. Ok, perché i numeri sono questi qua, quindi... Fai una cosa, allora ricorda quello che l'evento che ci sarà questa sera a Ghedi, così, esatto, a Ghedi che c'è Assolutamente sì. Ghedi è un paese in provincia di Brescia, per chi non lo sapesse, e questo evento è stato organizzato dai ragazzi della Polizia Penitenziaria, del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari di Brescia. Il convegno è in memoria del collega Domenico Lamanna, scomparso comunque prematuramente proprio perché è colpito da questa malattia bastarda, in collaborazione con la fondazione Nadia Toffa Onlus, che conosciamo bene. Ci saranno le testimonianze di alcune persone che stanno vivendo questa situazione, ci sarà l'intervento dell'oncologa Rebecca Pedersini. Ovviamente ci sarà l'intervento di Margherita Rebuffoni, che è la mamma con di noi, che che siamo è riusciti collegata. a raggiungere. Buongiorno signora Margherita, benvenuta fra noi. Ciao, ciao Margherita, volevo ricordare che Margherita è il presidente. Pronto. Sì. Sì, ciao Margherita, sei in diretta? Buongiorno. Va bene, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Margherita, oltre a essere ovviamente la mamma di Nadia Toffa, è anche presidente della fondazione Nadia Toffa Onlus. Quindi Margherita, noi parlavamo del convegno di stasera organizzato dalla Polizia Penitenziaria del carcere degli studi penitenziari bresciani, che porta alla ribalta, no? Tutto ciò che voglio dire, abbiamo già raccontato in passato. L'attenzione e il sostenere chi con la ricerca o altro cerca comunque di trovare soluzioni a questa malattia bastarda, e soprattutto affinché Nadia sia sempre presente nei nostri cuori, ma lo è comunque a prescindere. Però il ricordo di Nadia per noi è fondamentale, perché la memoria di Nadia deve dare la forza di cercare di trovare comunque una soluzione a questa malattia bastarda. A questa malattia che sta devastando anche i bambini, purtroppo.
Assolutamente sì. Quindi Margherita, raccontaci un po' quella che è il convegno di stasera, ma soprattutto quelle sono le iniziative, no, dell'associazione Onlus Nadia Toffa. La Fondazione Onlus di Nadia Toffa si occupa di raccogliere fondi proprio per la ricerca sul cancro. Abbiamo già fatto tante cose per gli ospedali civili di Brescia, per il Besta di Milano, per il San Raffaele di Milano, per la Toscana, per le Marche. Non parliamo poi di quello che abbiamo fatto per la Campania e per la Puglia, per Taranto, la Terra dei Fuochi, per Lecce, per la Sicilia, per la Val d'Aosta. Siamo andati dappertutto a fare eventi per raccogliere fondi per aiutare proprio la ricerca sul cancro. Speriamo, io spero in illuminazione dall'alto, che qualche scienziato arrivi a scoprire il quid e che si possa pian piano risolvere questo è una tragedia. È una tragedia. Comunque è una tragedia che dimostra poi la grande forza che anima chi rimane, soprattutto quando poi si parla di mamme e di papà, insomma, perché... Sì, perché quelli poi, mia figlia mi ha chiesto di fare questo e per me è un diktat. Devo fare questo, devo aiutare gli altri, devo raccogliere fondi per la ricerca, perché questo aiuta tutti, non solo chi riceve i soldi, aiuta tutti e potrebbe aiutare tutti in futuro. Speriamo, io lo spero con tutto il cuore. Che possiamo dire, Antonio, riguardo al fatto che i tuoi colleghi, tu appunto spesso e volentieri vi dedichiate a queste opere di bene, perché non è la prima volta che gli agenti della Polizia Penitenziaria di Brescia hanno certe iniziative. Io mi ricordo quello che puntualmente ogni Natale, ogni festività avviene in quelli che sono certi ospedali lì di Brescia e dintorni. Assolutamente sì, sono anni che comunque facciamo queste iniziative, ma Anzi, io perdona lo devo l'interruzione, tanto a Antonio, Pasquale. ce l'abbiamo con noi, finalmente siamo riusciti a raggiungere, abbiamo con noi anche Pasquale Maladrizzi. Buonasera Pasquale, benvenuto fra noi. Buonasera a voi, buonasera, è un onore per me essere presente in questa trasmissione. Saluto subito Antonio Fellone e saluto tutti quanti voi e saluto Margherita se è ancora in linea. È cascata momentaneamente dalla linea, ma stiamo cercando di ricontattarla. Qua, d'altronde, le risorse di questa radio sono enormi, sono gigantesche, spesso e volentieri ci troviamo a combattere con questi problemi tecnici, però appunto a breve la riavremo con noi. Antonio. Mimmo, io ti dicevo che sì, ti dicevo le tante iniziative che fa la Polizia Penitenziaria, gli Istituti Penitenziari di Brescia, il merito va proprio a Pasquale Maldarizzi, perché colui è comunque in passato ha organizzato raccolte da destinare poi ai bambini ricoverati in ospedale, abbiamo portato dei regali, anche dei fondi, ha organizzato tante iniziative. Questa è veramente un'iniziativa molto importante e molto bella. E ripeto, come dicevo prima, bisogna riflettere un po' tutti, perché ogni tanto bisogna fermarsi e cercare di capire quello che accade, no? All'esterno, perché spesso sarà che facciamo tutti una vita frenetica e quindi non ci fermiamo a pensare. E invece questi convegni servono proprio a questo. Uno, a farti pensare, riflettere, e l'altro, ognuno nel suo piccolo, a sostenere chi si batte con delle ricerche affinché, lo ripeto per l'ennesima volta, questa malattia bastarda sparisca, si trova una soluzione per sta cosa qua. Però sono orgoglioso di dirlo che comunque è organizzata dai miei colleghi, è organizzata dai ragazzi della Polizia Penitenziaria, degli Istituti Penitenziari bresciani, e ciò mi riempie di orgoglio. E ovviamente stasera sarò lì perché è il minimo per i ragazzi, ma soprattutto per Mimmo, che come ti dicevo prima è il nostro collega, più che collega amico. Mimmo ha perso la vita
prematuramente proprio per colpa di questa malattia infame. Ma Mimmo è nei cuori di tutti i poliziotti che l'hanno conosciuto, perché Mimmo era una persona estremamente umana, era un ragazzo per bene, era un grandissimo lavoratore ed era un amico di tutti, quindi non lo dico per retorica, perché noi adesso dobbiamo parlare di Mimmo, ma è la realtà e ciò mi riempie d'orgoglio, perché era uno dei miei grandi amici che purtroppo non ci sono più, perché dico di non ci sono più perché ne ho persi anche altri di persone vicine, ma Mimmo era tra i più cari e quindi resterà sempre nei nostri cuori. Però voglio dare la parola a Pasquale che ci spiega l'iniziativa e gli faccio ancora i complimenti perché si è battuto tanto per organizzarla e veramente ha creato un bel evento. Prego Pasquale, a te la parola. Grazie carissimo, grazie a tutti. Allora, io parto da quella, mi sono segnato, siamo tutti di fretta, siamo tutti in agitazione, diciamo un cantante, no? Siamo talmente di fretta che non riusciamo nemmeno a fare le nostre piccole prevenzioni, perché io mi sono accorto, prima volevo costruire qualcosa per Domenico, al di là della raccolta benefica e l'aiuto che ci dà Margherita e con tutta la polizia penitenziaria ovviamente. Però poi mi sono accorto, parlando con l'oncologa che interverrà, Miriam De Lucia, mi sono accorto che tantissime persone non fanno prevenzione e quindi il tema della serata sarà proprio il potere della prevenzione, perché da Domenico siamo partiti e affinché non sia nulla di invano, di insensato e non sia solo una serata e basta, che già sarebbe una cosa grossa, vogliamo, se da domani qualcuno convinto dalla dottoressa De Lucia si avvicina alla prevenzione, va a fare un controllo, forse abbiamo raggiunto ancora di più di un obiettivo, vero Antonio? Assolutamente sì, ma è quello che dicevo io prima, Pasquale, tocca sensibilizzare le persone e ognuno di noi, come lo ripeto per l'ennesima volta, si dovrebbe fermare, informarsi, capire e agire finché sia in tempo, perché purtroppo a noi spesso si arriva in ritardo e questa malattia bastarda ci frega. Quindi intanto dobbiamo andare con la prevenzione, ma soprattutto dobbiamo sostenere chi da anni con delle ricerche cerca di trovare una soluzione a questa cosa bruttissima. Ecco, e quindi questa iniziativa non fa altro che io ho visto che sono usciti tantissimi articoli sui quotidiani locali, e quindi già questa è tanta roba, perché vuol dire che c'è attenzione. Ma poi tutta la cittadinanza di Ghedi ha partecipato per aiutarci. Abbiamo messo su una piccola lotteria affinché la gente fosse incentivata a poter donare per la Fondazione Nadia Toffa. E io mi accorgevo che la gente chiamava me. Il solito rompipalle che va, siamo abituati a vedere questa figura che viene, chiede in ogni esercizio commerciale, dice mamma mia che vuole questo. Invece a noi è successo il contrario, c'è la gente che chiamava noi per poterci dare dei premi per la lotteria. È là che mi sono accorto che il tema era scottante e importante. Pasquale, ti voglio fare una domanda, però prima mandiamo la pubblicità e poi dopo ti chiedo. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa. È protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà e questo è sempre lo spazio più Sinappe, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Con me ho Antonio Fellone e Pasquale Maldarizzi, che appunto con cui stiamo parlando di prevenzione oncologica. La domanda che io ti volevo fare, Pasquale, è quella. Sì. Tu dici, bisogna fare prevenzione. La prevenzione come si fa? Un cittadino qualsiasi, appunto, che non ha mai fatto controlli in questo settore qua, cosa deve fare, cosa deve chiedere? Allora, posso passarle direttamente la dottoressa, che ce l'ho davanti a me. Qui è work in progress, stiamo preparando la serata. Ce l'ho proprio a fianco a me. Ha fatto una domanda tecnica, non che voglio sottrarmi a questa domanda, ma gliela giro a lei. Perfetto. Pasquale, però fa la presentazione della dottoressa, visto che ce l'abbiamo in diretta, fa la presentazione. Te l'ho presentata la dottoressa De Lucia, un'oncologa che sarà presente alla serata. E quindi può fare la domanda direttamente. Certo, dai, passa la linea alla dottoressa De Lucia e Mimmo gli ripete la domanda, magari. No, Mimmo? Sì, come no, certo. Pronto, buonasera. Buonasera, dottoressa De Lucia, buonasera. Chiedevo appunto a Pasquale quali sono gli esami che uno deve fare per operare la prevenzione, di cui appunto lei parlerà questa sera anche nel convegno, penso. Diciamo che gli esami di cui parlerò entrando più nello specifico sono gli esami di screening che vengono già proposti in Italia, per cui farò delle specifiche sulle fasce di età in cui vengono proposti, quindi si parla di mammografia per il tumore al seno, di PAP test o HPV DNA test, che ora è stato recentemente introdotto per il tumore della cervice uterina, di esame del sangue occulto, di ricerca del sangue occulto fecale per il tumore del colon retto e il test del PSA che è stato recentemente introdotto in Lombardia a partire da quest'anno. Dottoressa, mi perdoni, praticamente sono quei test che puntualmente, per esempio, Regione Lombardia manda delle lettere appunto a casa di tanti di noi. Sono i test di screening per la diagnosi precoce, sì. E tanti invece di prendere e farli li buttano, perché questo poi a volte succede. Esattamente, infatti ho anche preso i dati delle ultime indagini della rivista I numeri sul cancro in Italia, i dati sono del 2023, sono dati già pubblicati anche sul sito IOM, quindi sono visibili a tutti e mostrano come questi esami di screening vengono proposti a quasi il 100% della popolazione, si riesca a raggiungere quindi da mandare le lettere a quasi il 100% della popolazione, e di questi in media, a seconda dell'indagine, circa il 50% viene preso e cestinato. E non sapendo che praticamente questa disgrazia, questa malattia bastarda, come l'ha chiamata il nostro Antonio Fellone, non fa differenze, può colpire tutti, insomma. Si può cercare di fare il possibile per prevenire con l'attività fisica adeguata, evitare fumo, evitare alcol, ma non è detto che non avvenga. Certo. Abbiamo la possibilità di fare screening per fare una diagnosi quanto più precoce possibile, di conseguenza limitare magari gli interventi che possono essere necessari, perché non sfruttarla? Certo. Per l'ignoranza, perché tante volte è l'ignoranza che genera perché appunto... si tende a pensare no, ma questo a me non accadrà. Certo. Ma non è detto.
non si può pensare che solo perché magari non ci si può sentire sempre, non ci si può sentire protetti. Sì. Ecco. Ma dunque, perciò Il lei 50% è una media, in realtà l'adesione è maggiore per la mammografia e molto minore invece per il sangue occulto fecale, per il tumore del colon retto. Si cercherà di fare informazione, di far capire l'importanza soltanto di presentarsi a questi esami di screening, di fare questi esami di screening, ma molto importante che ci sia una corretta informazione da questo punto di vista. Beh, lei diceva prima che la mammografia, per esempio, ha un numero più elevato di controlli, perché voi donne in questo siete sempre avanti. Forse bisognerebbe fare un piccolo appello alle tante donne anche a quelle che c'è, ai nostri ascoltatori di questa trasmissione, di questa radio, che costringano i mariti o i figli, insomma, a fare questi esami, perché appunto d'altronde voi donne avete un'importanza notevole nei confronti di noi maschietti. A mio parere il tumore del seno è molto sentito perché è il più frequente tipo di tumore che possa accadere nel sesso femminile. E si fa molta ricerca su tutto ciò, ovviamente per la frequenza, ma è importante sapere anche che ne esistono anche altri tipi di tumore. Dottoressa, un'altra domanda. Qual è quanti fondi vengono investiti nella ricerca di questi tumori? Com'è l'applicazione dello Stato in queste opere di prevenzione? La ricerca viene sostenuta dallo Stato o no? Allora, gli ultimi anni purtroppo hanno visto degli importanti tagli alla ricerca. Questo è vero ed è una cosa risaputa, è anche risaputo che molti ricercatori italiani tendono ad andare all'estero per proseguire per la ricerca in ambito oncologico ma in ambito medico in generale. Da questo punto di vista fanno tanto anche i singoli enti, le singole associazioni, l'ANT, le varie ONLUS, fanno davvero tanto anche loro. Io sono il tipo di persona che ogni volta che c'è un banchetto per qualche tipo di donazione fa sempre qualcosa, perché è giusto supportare la ricerca anche in questa maniera. Certo. Ecco, perciò noi oggi con lei abbiamo scoperto che non solo gli agenti della polizia penitenziaria vengono un po' maltrattati da questo Stato, ma pure i nostri ricercatori che studiano, si formano, sono anche appunto delle menti eccezionali, poi però appunto sono costretti a emigrare perché tante volte appunto per colpa o per merito di questo Stato cioè uno non arriva nemmeno. Ma è anche vero che ci sono delle importanti realtà di ricerca in Italia di cui dobbiamo vantarci. Bisognerebbe puntare tanto anche su questo e farsi conoscere. Lo stesso ospedale civile di Brescia per la ricerca oncologica è abbastanza noto, così come anche l'Umanitas di Milano, l'Inter di Milano, altri centri, sia pubblici sia privati. Sì, abbiamo delle eccellenze in effetti qua in Lombardia, come anche il Gaslini a Genova, come anche il Bambino Gesù a Roma, insomma. Certo che appunto bisogna sostenerle e bisogna appunto... E soprattutto, ribadisco, abbiamo un servizio sanitario di cui potremmo vantarci tanto. Certo. Dottoressa De Lucia... L'unica cosa, mi scusi, puntualizzo, io non ho il titolo di oncologa perché sono un medico, mi sto formando per diventare oncologa. Sono un medico in formazione specialistica, giusto per evitare di dare eventualmente notizie errate. Beh, quello però sicuramente dalla sua voce si sente la passione, che è quella che tante volte nel nostro paese manca. È la specialistica che ho scelto, che ho desiderato, quindi sì. Certo. Però volevo solo essere precisa. Certo. La ringraziamo per questo suo intervento e
e la ringraziamo ancora di più per quello che lei dirà questa sera a Ghedi durante l'incontro a cui parteciperà con tutti gli amici della Polizia Penitenziaria che sicuramente verranno a questo evento, insomma. Perciò grazie ancora, dottoressa. Non c'è assolutamente bisogno di ringraziare, piuttosto è un dovere civico informare su queste possibilità e sull'importanza che la prevenzione ha in ambito oncologico, ovviamente. Grazie. No, invece io la ringrazio ancora, la ringrazio soprattutto a nome di tutte quelle persone che hanno conosciuto la sventura di questa drammatica malattia, insomma, che ripeto non fa eccezioni ed è veramente terribile. Assolutamente, proprio questo punto non fa eccezioni. Grazie ancora. Di nulla. E vuole che le ripasso di nuovo Pasquale? No, voglio vedere se Antonio Fellone, che è il mio co-conduttore, ha qualche domanda da fare anche lui. Antonio, prego. No, domande no, perché è stata estremamente chiara la dottoressa, che avrò il piacere di conoscere stasera all'incontro. La ringrazio a nome mio, a nome dei poliziotti che si sono impegnati insieme a lei, ripeto, insieme a Margherita, la presidente dell'ONLUS dedicata a Nadia Toffa. E niente, invito a tutti coloro che sono in zona magari di fare un salto, e come diceva la dottoressa, e l'ho detto prima in apertura, noi spesso andiamo sempre di fretta, ma non ci fermiamo un attimo per cercare di capire, conoscere e farsi veramente, come posso dire, bisogna non dire a me non potrà mai capitare, oppure vabbè è capitato ad altri. Ragazzi, Certo. può capitare a tutti, e purtroppo ai noi, io credo che ognuno di noi, scusatemi se mi ripeto, è stato toccato da questa malattia bastarda, quindi la prevenzione è fondamentale e il sostegno alla ricerca ancora di più. Quindi ringrazio la dottoressa e do appuntamento alla stessa stasera, e quindi sì, se ci può ripassare il mitico Pasquale Maldarizzi, se non si è addormentato, perché lui ogni tanto poi Pasquale ha queste cose. No. È qui sveglio e pimpante. Mentre Pasquale, grazie a voi. Grazie. Mentre Pasquale interviene, io ricordo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori questo convegno in memoria di Domenico Lamanna si terrà appunto questa sera alle 18:30 presso a Cattatavillo. È un nome tipicamente bresciano questo, a Cattatavillo. E via Brescia 8, no, via Brescia che 6 a Ghedi, ripeto, a Cattatavillo in via Brescia 6 a Ghedi in provincia di Brescia. Se siete nei paraggi andateci, insomma, andateci, perché ci saranno personalità importanti che appunto comunque Mimmo, perdonami se ti interrompo. Prego. Ne approfitto perché altrimenti poi mi dimentico. Ne approfitto per ringraziare anche Cristian Marchesale, il nostro collega, che ha messo a disposizione il locale, perché a Cattatavillo, per chi non lo sapesse, quindi in Merita, è un negozio di prodotti, un bel negozio grande di prodotti tipici campani, diciamo campani sì, ma del meridione. Quindi per chi volesse può andare, perché ci trova ottima mozzarella di bufala e altro. Quindi ci tenevo, perché Cristian è stato veramente di cuore e ha messo a disposizione i locali per questo convegno. Quindi è giusto che se si può si fa, e non è la prima volta, assolutamente sì. Quindi venite, che magari assaggiate anche un po' di mozzarella di bufala che Cristian metterà sicuramente a disposizione, ma potete andarci anche altri giorni, perché è un negozio di qualità. Quindi Pasquale, sei pronto? Stai organizzando? Sì, tutto a posto, tutto pronto, dobbiamo solo arrivare alle 6:30 e dopo scateniamo tutto, dai. Quindi alle 18:30, sì, penso sì. che ricordavo 19:30. No, Antonio, l'ho appena detto. Sto io, scherzando, te l'ho girata io la ma io quando ho sentito che ha detto 18:30, sì, solo infatti. tu che pensavi 19:30. Pasquale, era una battuta, non ti smentissi mai. Comunque Pasquale, bisogna ringraziare. Scherziamo, dai.
Pasquale, io sono orgoglioso di sta cosa perché come sempre la polizia penitenziaria emerge, come sempre il reparto bresciano emerge e questo è veramente, mi riempie d'orgoglio perché poi noi conosciamo realmente chi sono i nostri colleghi. Il ricordo di Domenico Lamanna è vivo in tutti noi e secondo me lo sarà per sempre perché come dicevo prima tu poi avevi un rapporto ulteriormente più stretto con Mimmo. Mimmo era ancora amico di tutti, ma con te aveva un rapporto particolare. Certo. E ciò ti fa onore perché so che sta lavorando dietro a questa organizzazione con altri colleghi, Corrado, Migliore, altri che puoi aggiungere tu, per questa iniziativa che è di fondamentale importanza. Quindi ripeto, aiuta a riflettere perché fa capire realmente chi è e cos'è la polizia penitenziaria, perché spesso veniamo dipinti come mostri, ma non è così. Se posso Vai, aggiungere Pasquale, l'ultima cosa, 10 secondi. Ti fa ancora più merito il fatto che non ti stai nominando, invece hai fatto un apporto assurdo come coordinatore del SINAP, hai dato l'apporto, hai dato il là a questa iniziativa. E quindi anche tu sei un grande, Antonio. No, non è che voglio no, ma tu lo sai stare che lì le a cose spendere le lodi, però non sentirti nominare. No, mi conosci, ma sai bene che io ragiono di cuore, in un a me mondo piace dare dove merito. tutti vogliono apparire, tu sei una mosca bianca, insomma, perché non ti sei dato un vanto di questa cosa, ma voglio ricordarti che se non fosse per voi, per te del SINAP, non saremmo neanche partiti. Là bisogna darlo da qualcuno e quel qualcuno sei stato tu. O sbaglio? Vabbè, ma tu sai Pasquale che io ragiono di cuore, a me non interessa. Però dire, perdonatemi un bravo, attimo, vi state facendo sti complimenti l'un l'altro, No, ma infatti però non, ci siamo no, scordati, non, ci siamo no, scordati una persona appunto che farà la sua parte in questo evento, cioè ci sarà alla fine del convegno, ci sarà l'esecuzione musicale a cura di Frank Sibilla, un cantautore che appunto... Sibilla, che cantautore. Capito? Un Allora... altro grande cantautore. Ho scelto la squadra giusta e però, tutte le persone giuste. Bravo Pasquale. Permettimi che ci sarebbe comunque anche da ringraziare Gloria Baresi, che è una scrittrice che ha dato un supporto enorme, no, per questa organizzazione. No, Pasquale, sbaglio? Sì. Certo. C'è anche la Greco-relatrice. C'è anche Rebecca Pedersini, poi c'è anche quella che fa l'intervento, la moderatrice Angela Greco, appunto, insomma. Angela Greco. Vi siete impegnati in tanti. No, siamo una bella squadra, siamo davvero una bella squadra. Beh, allora è una bella squadra che deve proseguire su questa strada, è una bella squadra che appunto si deve ancora da fare perché il male bastardo, appunto come lo chiama Antonio Fellone, è un male che non conosce tregua e noi appunto non gli dobbiamo dare tregua, soprattutto dobbiamo col nostro impegno chiedere appunto venga dato più sostegno a chi si occupa ai ricercatori che si occupano di questa malattia, perché non è possibile che noi abbiamo giovani eccellenti ricercatori che alla fine debbano emigrare all'estero per avere quello che lo Stato italiano non dà. Ci vuole attenzione per le persone e appunto noi dobbiamo appunto chiedere questo e voi con il vostro impegno lo state sicuramente dimostrando. Perciò grazie ad Antonio Fellone, grazie a Pasquale Maldarizzi, grazie alla mamma di Nadia Toffa che non siamo riusciti a raggiungere perché aveva da fare con la nipotina, insomma. Però ringraziamo per quello che... Vabbè, se non mancherà occasione, Mimmo, prossimamente la facciamo intervenire quando magari avrà più tempo a disposizione, perché Margherita è una persona che si impegna tanto per queste cose qui e poi sappiamo bene quello che è accaduto a Nadia Toffa, quindi chi meglio di lei può testimoniare, ma soprattutto lei ci tiene tantissimo perché
quello che è accaduto a lei spera magari con questo modus operandi che non possa accadere agli altri, o che magari diminuiscano i casi che vedono nel quotidiano colpire persone di ogni età, perché voglio ricordare che questa è una malattia che purtroppo a noi colpisce anche tantissimi bambini. E come ti ho detto prima, io ho avuto una situazione in famiglia, una nipotina di 12 anni, l'ho persa per questa malattia bastarda. Quindi tutti dobbiamo sensibilizzare tutti e supportare chi da anni lavora dietro delle ricerche affinché si trovano delle soluzioni per questa, ripeto per la 10ª volta, malattia bastarda. Quindi diamo a Pasquale il compito di salutare e di ricordare l'evento di questa sera, perché siamo giunti al termine del nostro spazio oggi. La mitica regista Sveva deve lavorare su altri programmi, perciò Pasquale spiega tu appunto dove devono venire oggi tutti quanti quelli che stanno nei paraggi di Brescia e dintorni. Presto a Cattatavillo, via Brescia 6 a Ghedi, con la dottoressa Miriam De Lucia, Pasquale Maldarizzi, ci sei anche tu, Pasquale? Sì, no, è normale che ci sono anch'io. Sì o no? Ci sei almeno per assaggiare l'aperitivo ci sono anch'io, no? Vieni solo per quello, per mangiare già, lo so, Scherzo. Intrattenimento musicale, Frank Sibilla, cantautore. Grazie. Un bacio, un saluto, vi aspettiamo. Grazie Pasquale. Antonio. Evviva la polizia penitenziaria, Pasquale. No, ferma sempre. Ferma là, Antonio. Quale viva la polizia penitenziaria? Aspetta un attimo. Devo dare una notizia importantissima che mi ha appena aggiunto, ed è una bella notizia. È stato catturato il secondo evaso che era ancora in giro, è stato catturato in Francia, l'evaso dall'istituto di Bolzano. Quindi mi è appena arrivata e questa è una bella cosa. Dai, quindi complimenti ai colleghi che hanno fatto l'operazione. Quindi preso. E la prossima trasmissione dello Spazio Più in collaborazione col SINAP invece ci vedrà discutere di quelle che sono sempre le condizioni molto disastrose delle prigioni italiane, e soprattutto di chi nelle prigioni italiane ci lavora, ma anche di quelli che ci vivono, insomma, che sono lì detenuti. E perciò oggi abbiamo parlato di quello che di buono, di solidale la polizia penitenziaria fa. Settimana prossima parleremo dei guai che nel mondo galera in Italia non mancano mai. Vai Antonio. Mimmo, mi lasci? Sì, come no, vai. Tenevo a dire una cosa, volevo dare una notizia di servizio perché mi è stato chiesto da tantissime persone, quindi la diamo. Allora, entro fine mese sarà pronta la mobilità ordinaria, quindi arriveranno i famosi trasferimenti per chi l'ha richiesto, ovviamente per chi è in posizione utile in graduatoria, con la decorrenza che molto probabilmente sarà dopo la prima decade di ottobre, correlata all'assegnazione del corso allievi agenti che termina il 29 settembre. Quindi da inizio ottobre gli agenti avranno a disposizione le sedi da scegliere e verranno poi trasferiti i colleghi che attendono trasferimenti magari da anni, quindi in bocca al lupo a loro. Quindi era un'informazione di servizio che mi è stata chiesta, quindi chi ambisce al trasferimento è fortunatamente in posizione utile in graduatoria, i provvedimenti dovrebbero arrivare per fine mese, con decorrenza molto probabilmente dopo la prima decade di ottobre, quindi dal 10 ottobre in poi. Niente Mimmo, io ti ringrazio, grazie per lo spazio che Radio Libertà dedica sempre alla polizia penitenziaria e al mondo carcere. Oggi è stata una puntata veramente molto bella e profonda che deve far riflettere. Noi ci vediamo venerdì prossimo, si ritorna alla routine a denunciare, come facciamo da ormai 8 anni, quelle che sono le problematiche annesse al mondo carcere e quindi di conseguenza a parlare della polizia penitenziaria. E quindi la faccio io o la fai tu? Fai tu Antonio, fai. Come dico sempre, ma Pasquale è ancora in linea però. Pasquale, ci sei? No. Come dico sempre, viva la polizia penitenziaria e viva il SINAP, Mimmo. Ci vediamo venerdì prossimo sempre alle 15 su Radio Libertà. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato Spazio Più. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi.